Veneto sono oltre 70.000 i cittadini che hanno ricevuto la dose booster. Zaia, siamo in attesa di indicazioni per la terza dose per il resto della popolazione. Rezza, stiamo valutando se estenderla agli under 60. Nel frattempo il governatore annuncia uno studio sullo scenario che si sarebbe venuto a creare se non fossero state adottate le misure di prevenzione in questi 20 mesi di pandemia. Focolaio Covid, chiusa la scuola elementare di Castellavazzo nel Bellunese, prima la positività di 10 alunni, poi il cluster si è diffuso ad altri 11. Economia, il Veneto guarda al post pandemia con ottimismo, dati confortanti sulla ripresa a partire dalle previsioni al rialzo del PIL. Processo Veneto Banca, tempo scaduto per il primo reato, domani l'accusa di aggiotaggio nei confronti di Consoli andrà in prescrizione, l'amarezza del procuratore, troppo lavoro e siamo sotto organico. 1000 denunce nel 2020 fanno di Padova la capitale italiana della droga secondo la classifica del Sole 24 Ore. L'impegno del nuovo questore, la nostra presenza sarà capillare. Troppo facile presentarsi al giorno dopo dalla polizia con l'avvocato, quell'uomo doveva fermarsi a soccorrerci, le parole dall'ospedale di una dei 3 giovani investiti da un'auto pirata sabato notte a Treviso. Una mostra itinerante delle creazioni dei bimbi veneti durante la pandemia toccherà i 7 capoluoghi di provincia della regione per concludersi a Vo in giugno. Si parte il 7 novembre da Padova. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Apriamo subito con quanto accaduto in questo fine settimana, come accade ormai da diverse settimane in molte piazze venete, con la manifestazione dei No Green Pass. Ed è proprio su questo che verte il sondaggio che vi presentiamo questa sera. Vi chiediamo di rispondere a questo quesito: No Green Pass, fanno bene a protestare? Se la vostra risposta è sì, il numero è lo 0422 16 26 691. Se ritenete di rispondere no, il numero è lo 0422 16 26 690. La chiamata è gratuita, è sufficiente uno squillo e se sentirete occupato non preoccupatevi, perché la vostra risposta verrà correttamente registrata dal nostro sistema all'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. E adesso il punto sulla situazione Covid in Veneto, ma soprattutto sul fronte vaccinale. Sono più di 70.000 i veneti che hanno ricevuto la cosiddetta dose booster del vaccino anti-Covid, ma il governatore Zaia aspetta indicazioni per quanto riguarda la terza dose per il resto della popolazione. E il professor Rezza, presente oggi in un convegno a Venezia, ha detto: stiamo valutando se estenderla anche agli under 60. La domanda che io faccio al mondo scientifico, alla dottoressa Russo, è questa: se avessimo semplicemente tenuto aperti gli ospedali senza preoccuparsi di nulla, aspettando al pronto soccorso quello che sarebbe accaduto, ditemi cosa sarebbe accaduto e quale sarebbe stato lo scenario. Ecco, noi saremmo pronti a presentarvi questo scenario. Io lo definisco della selezione naturale, un po' improprio, perché poi l'ospedale i primi li avrebbe sicuramente curati e presi in carico. Il problema è capire a che punto poi non avremmo più preso in carico nessuno. La settimana prossima il presidente Zaia presenterà dunque questo studio, l'annuncio durante il convegno a Venezia, che ha riunito alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista i massimi esperti che hanno lottato in prima linea contro il Covid. È stata l'occasione per il governatore del Veneto per fotografare l'attuale situazione epidemiologica nella regione, che vede un tasso di occupazione dell'area non critica e delle terapie intensive al 3%, grazie anche alla copertura vaccinale, con l'84,3% dei veneti che ha intrapreso o già concluso il percorso di immunizzazione. Il vaccinato in Veneto, dati nostri ufficiali, ha 6 volte la possibilità in meno di infettarsi, 8,6 volte in meno la possibilità, sempre per il vaccinato, di finire in ospedale. Vaccino fondamentale anche per proteggere dalle varianti del virus, con la Delta Plus che spaventa la Gran Bretagna. Non abbiamo ancora variante Plus in Veneto, abbiamo la variante Delta, questa certamente ce l'abbiamo, circola molto meno rispetto a prima, perché diciamo i casi rispetto a qualche mese fa sono diminuiti. Accelerare con le vaccinazioni per affrontare con maggiore serenità la stagione invernale sembra l'unica strada da percorrere. Per tenere sotto controllo il virus dobbiamo raggiungere probabilmente la soglia del 90% dei vaccinati, spiega Gianni Rezza, direttore della prevenzione del Ministero della Salute. E mentre si procede con la dose booster per i fragili e gli over 60, si attendono indicazioni per la terza dose per gli under 60. Siamo un po' preoccupati per le terze dosi, perché comunque vorremmo far molto di più.
abbiamo le 30.000 ospiti nell'RSA che comunque devono essere rivaccinati, gli operatori sanitari, e poi adesso stiamo anche attendendo eventuali pronunciamenti rispetto alla terza dose sugli under 60. Si sta valutando se e quando, soprattutto quando, andare a effettuare una dose di richiamo alle persone più giovani. E si attendono linee guida anche per il richiamo per i vaccinati con il monodose Johnson & Johnson. La stessa azienda produttrice ha dimostrato che è efficace un richiamo fatto a distanza di 2 o 3 mesi, quindi più ravvicinato rispetto a quello che si pensava. Quindi è possibile che il consiglio sia di usare la vaccinazione eterologa. Tutto questo è emerso nell'ambito di un convegno che si è tenuto oggi a Venezia, durante il quale è stata presentata la mostra itinerante delle creazioni dei bimbi veneti durante la pandemia, che toccherà i 7 capoluoghi di provincia della regione e che si concluderà a giugno nel comune di Vo. Ci eravamo impegnati con i bambini del Veneto e con i ragazzini del Veneto per mettere in mostra i loro lavori. Non lo abbiamo fatto nell'autunno-inverno 2020-2021 per ovvi motivi, perché l'infezione era comunque importante. Lo facciamo oggi non con l'idea di dire finisce qui, ma andrà tutto bene. Andrà tutto bene è anche il nome dell'esposizione itinerante delle opere realizzate dai bambini veneti durante la pandemia e che hanno già cadenzato il punto stampa quotidiano della sede della Protezione Civile di Marghera. Presentata a Venezia nell'ambito del convegno nazionale La pandemia vista con gli occhi di, la mostra sarà inaugurata a Padova il 7 novembre e in successione toccherà tutti i capoluoghi delle province venete, per concludersi a giugno con una tappa speciale a Vo, paese simbolo della battaglia contro il coronavirus. Dal punto di vista psicologico sicuramente la fascia dell'adolescenza e quella dei bambini è quella che credo abbia veramente sofferto di più. Credo sia anche questa mostra sia l'occasione per aprire proprio una luce, no? su queste tematiche. La mostra mette insieme 838 disegni, 54 disegni tridimensionali, 13 sculture, 76 pensieri e messaggi e anche un videomessaggio. Il racconto di un periodo che rappresenta anche un momento significativo di riflessione su quanto è accaduto negli ultimi 20 mesi. Io ricordo quando arrivavano i disegni, talvolta i bambini appiccicavano dietro con lo scotch alcune monete che erano i loro risparmi. Quindi c'era quel sostegno anche, oltre al messaggio e quello che si vede attraverso i disegni, anche di dire alle istituzioni che poi siamo le persone per i bambini, no? Quelli che aiutano tutti a superare la pandemia e dire ce la possiamo fare, ce la faremo. Focolaio epidemico in comune di Longarone, siamo in provincia di Belluno, nello specifico in ambito scolastico. La scuola elementare di Castellavazzo è stata chiusa temporaneamente dopo la scoperta di un cluster di Covid che ha coinvolto inizialmente 10 alunni e che successivamente si è diffuso ad altri 11. La prima positività, spiega in una nota l'ULSS 1 Dolomiti, si è manifestata venerdì scorso in un bambino che aveva leggeri problemi respiratori ed è stato sottoposto a tampone. Come di prassi, tutti i compagni di classe sono stati presi in carico dal team scuola e gli accertamenti hanno fatto emergere ulteriori positività, poi estese anche ai contesti frequentati dagli stessi bambini. Il bollettino epidemiologico, redatto sulla base dei casi di positività accertati la scorsa settimana, evidenzia focolai nei comuni di Auronzo, Limana, Feltre, Sovramonte e Serena del Grappa. Parliamo adesso di economia con il Veneto che guarda al post pandemia con ottimismo, dati confortanti sulla ripresa a partire dalle previsioni al rialzo del PIL. Si scrive dato congiunturale, si legge ripresa. Il Veneto di ottobre, che guarda al post pandemia, ha una costante, il segno più, e una media superiore a quella nazionale. Lo dice il bollettino socio-economico regionale. Primo step, il PIL regionale. Dopo la contrazione del 2020, meno 9%, è in netta salita, tanto che le previsioni per il 2021 sono state riviste al rialzo, ipotizzando un più 5,9%, maggiore del 5,3% nazionale. Di pari passo ripartono i consumi delle famiglie, che saliranno per il 2021 del 4,2% contro una media nazionale del 3,6%.
Si prospettano in crescita anche gli investimenti, crollati del 9,8% lo scorso anno. Per il 2021 la stima è di un più 16%, a fronte di un dato nazionale di 15,5%. Da segnalare il balzo in avanti dell'export nel primo semestre, con un più 24,2% rispetto allo stesso periodo del 2020, performance questa volta in linea con quella nazionale. Trainano l'export veneto le produzioni di metallo, i macchinari e il comparto moda. Vola anche il mercato del vino, che dopo un primo trimestre di incertezza con un dato di export negativo, nel primo semestre ha un'importante ripresa, più 12% rispetto al 2020. Il motore della ripresa è stato, manco a dirlo, il turismo estivo, più 38,4% di arrivi e più 57,5% di presenze nei primi 7 mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Spiagge e terme su tutti, ma anche la Spina del Fianco, le città d'arte, stanno vivendo una ripresa pur se inferiore al periodo pre-pandemia. Cruciale in questo senso il tema lavoro. Nei primi 8 mesi del 2021 un aumento di assunzioni, specie nei settori industria e servizi. Nel comparto turistico nel periodo maggio-agosto sono state reclutate 65.500 unità contro le 57.900 del 2019. Infine, nel secondo trimestre, in Veneto cresce l'ottimismo. Nei primi 8 mesi ci sono state 343.000 assunzioni, più 16% rispetto allo stesso periodo del 2020, ma meno 15% rispetto al dato 2019. Ma il gap con il periodo pre-pandemico anche qui si sta riducendo. La cronaca con il processo per il crack di Veneto Banca. Domani l'accusa di aggiotaggio nei confronti di Vincenzo Consoli andrà in prescrizione. A rischio anche quella di falso in sospetto. Deluso il procuratore di Treviso, che dice troppo lavoro e siamo sotto organico. Significa che per le numerose parti civili chiaramente viene meno un titolo di reato che avrebbe consentito loro di ottenere una pronuncia di condanna a risarcimento dei danni. 19ª udienza del processo a Vincenzo Consoli per il crack di Veneto Banca. Da domani dei 3 capi di imputazione di cui è accusato uno verrà meno, quello di aggiotaggio. Entro Natale rischia di finire in prescrizione anche quello di falso in prospetto. Vane dunque fino ad ora le richieste delle parti civili rinnovate anche oggi di convocare più udienze. Ci siamo trovati in una situazione di emergenza. Io è da oltre un anno che sto facendo anche le funzioni di capo dell'ufficio con tutti i conseguenti adempimenti. Le risorse che abbiamo sono assolutamente insufficienti, anche per quanto riguarda i magistrati. Stiamo facendo il possibile, il nostro sforzo è stato massimo, proprio di più non potevamo fare. La mole di lavoro e poi l'incertezza sulla competenza territoriale, con il balletto tra la Procura di Roma, dove il procedimento era stato avviato per ostacolo alla vigilanza, e quello di Treviso, dove il processo è poi approdato. Deluso il PM Massimo De Bortoli, che questa mattina ha parlato anche di sconfitta dello Stato. Il fallimento dello Stato è il fallimento della Procura della Repubblica di Roma e il fallimento della Procura della Repubblica di Treviso, e se ne assumono le responsabilità. Cosa cambia se il reato di aggiotaggio va in prescrizione? Per me è una grossa fregatura, però la consolazione mia è che l'articolo 129 del Codice di Procedura Penale impone al giudice di pronunciare una sentenza nel merito, quindi di assoluzione, anche nel caso di estinzione del reato per prescrizione, quando ci sono gli elementi per pronunciare l'assoluzione. Ed è questo il risultato a cui punto, sinceramente. 15 testimoni attesi all'udienza, 5 quelli che effettivamente si sono presentati. L'ultimo ad essere ascoltato, Graziano Visentin, ex membro del CDA di Veneto Banca. Ha chiesto di essere ascoltato dai giudici anche lo stesso Consoli, animato, ha detto, dall'intenzione di rispondere alle molte falsità dette nei suoi confronti. Quello che è certo però è che ad oggi, in caso di condanna, le uniche parti civili che potrebbero ottenere soddisfazione sono Consob e Banca d'Italia. L'ultima speranza per i risparmiatori nella richiesta di rinvio a giudizio per il secondo filone del processo, quello che sostiene l'ipotesi di truffa aggravata. Padova conquista il triste primato di capitale italiana della droga. Secondo una classifica del Sole 24 Ore, più di 1000 le denunce nel 2020 tra il capoluogo e la provincia. In città scoppia la polemica. Padova è la città con più denunce di reati legati alla droga in proporzione agli abitanti.
A dirlo la classifica stilata dal Sole 24 Ore, in cui emerge un indice di 107 denunce ogni 100.000 abitanti. Sono state 1.004 infatti quelle del 2020 per reati legati al traffico e allo spaccio di droga. La classifica del quotidiano economico evidenzia come in tutti i centri urbani l'indice di criminalità sia aumentato. L'amministrazione comunale lega quest'alto numero di denunce al fatto che in città le forze dell'ordine riescono, grazie agli strumenti messi in campo anche dal comune, a scovare più spacciatori e trafficanti. Tutto quello che stanno facendo le forze dell'ordine, polizia locale, polizia di Stato e carabinieri, sta portando a un incremento notevole di denunce contro appunto questo spaccio di sostanze stupefacenti. Vuol dire che quello che stiamo facendo sul territorio è un lavoro che sta dando i frutti. Abbiamo sicuramente risolto determinate situazioni all'interno della nostra città grazie alla collaborazione dei cittadini, perché il più delle volte sono i cittadini che ci segnalano le situazioni che non vanno bene, ecco che scattano le denunce, ecco che scattano gli arresti, e da questo punto di vista per me è una grande soddisfazione sapere di essere in prima linea. All'attacco l'opposizione leghista a Palazzo Moroni, che sottolinea come questi dati siano l'evidente fallimento delle politiche dell'amministrazione Giordani. Dati concreti, si legge in una nota. Vediamo se il sindaco, ad ormai pochi mesi dal termine del suo mandato, continuerà a parlare di percezione anche di fronte all'evidenza. L'assessore alla sicurezza Diego Bonavina liquida questi commenti come pura campagna elettorale. È facile cavalcare una certa onda, è facile dire Padova è la capitale dello spaccio, però le forze dell'ordine sono bravissime, riferendosi alle polizie di Stato e carabinieri. Allora vuol dire che non sai come funziona, perché polizia di Stato e carabinieri sono in prima fila nella lotta alle sostanze stupefacenti. B, stai facendo solo campagna elettorale, perché quando parli di sicurezza e ti riferisci alla polizia locale perché vuoi attaccare l'amministrazione comunale, sai che la sicurezza è solo la sicurezza urbana che è delegata alla polizia locale. Restiamo a Padova perché si è presentato alla stampa il nuovo questore, è Antonio Sbordone, 59 anni, originario di Napoli. Come chi lo ha preceduto, la dottoressa Isabella Fusiello, vede nel dialogo con la comunità e il territorio la via maestra per risolvere i problemi. Ci sono delle zone in particolare in cui questo, immagino a Padova come in altre città, non avviene, cioè che voglio dire che questo senso di insicurezza è maggiormente percepito. Ci sono delle problematiche che esistono e che vengono maggiormente avvertite e noi dobbiamo capirlo bene per indirizzare i nostri sforzi. Si presenta così il nuovo questore di Padova, Antonio Sbordone, 59 anni, originario di Napoli, dove per molto tempo ha diretto la Digos locale per poi diventare questore a Ferrara, poi a Reggio Emilia e prima di approdare alla Città del Santo a Perugia. Si presenta nel giorno in cui il Sole 24 Ore pone Padova al vertice di una non piacevole classifica, quella delle città con più reati connessi alla droga. Problema che il questore ha intenzione di combattere duramente. Con la presenza che deve essere capillare, almeno dobbiamo sforzarci di farlo, perché ecco, dire semplicemente presenza capillare e poi non riuscire a realizzarlo non ha senso. Noi dobbiamo essere maggiormente presenti laddove è più necessario, senz'altro. E poi io sostengo che bisogna anche in qualche modo fare attività di prevenzione sulla domanda, perché tornando a quello che ho detto sul rapporto domanda e offerta è evidente che non si può trascurare che se c'è un'offerta c'è una domanda. Il dialogo con la comunità e con le istituzioni muoverà anche la gestione sia della vita notturna sia delle manifestazioni legate al movimento No Green Pass. Degli interventi per fare in modo che appunto il divertimento non si trasformi in un disturbo e che la movida non si trasformi nella mala movida, cioè consumo di droghe, risse e quant'altro, parlo appunto in generale, non per Padova, è un obiettivo secondo me perseguibile appunto con un impegno sinergico di tutte quante le istituzioni. Continuiamo a parlare della classifica del Sole 24 Ore che mostra numeri poco edificanti per la provincia di Venezia in materia di furti e denunce.
La provincia di Venezia è al primo posto in Veneto per denunce di reati in rapporto alla popolazione e al 18° a livello nazionale. Emerge dalla classifica pubblicata dal Sole 24 Ore sull'indice di criminalità nelle varie città italiane. 800 reati informatici al giorno nei primi 6 mesi del 2021 in generale, e dopo la brusca flessione durante il lockdown anche ladri e rapinatori sono tornati in azione. Preoccupa l'aumento di risse e violenze urbane. Nello specifico, la provincia di Venezia vede un secondo posto per sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile, al 7° per furti e contraffazione di marchi, al 10° per truffe e frodi informatiche. Ma se questi sono i numeri della provincia di Venezia, l'assessore comunale alla sicurezza interviene su quelli inerenti allo spaccio. Non sono di nostra competenza i furti, le rapine, è competenza dei carabinieri e della Polizia di Stato. Quindi quelli proprio non posso commentarli. Invece per quanto riguarda lo spaccio, che è la nostra competenza, posso dirle che ci sono stati 79 arresti per droga quest'anno fino a 2 o 3 giorni fa. Nel frattempo il Comune continua a tenere monitorata la situazione di degrado in Campo Santa Margherita, con 450 euro di multa e un provvedimento di allontanamento per 48 ore a 3 universitari di 23, 20 e 19 anni che vivono in centro storico, sorpresi a urinare nelle calli. Stiamo preparando una ordinanza da parte del sindaco per limitare limitare la chiusura. Ho chiesto per i vari ristoranti tra l'una e le 2. Invece per quanto riguarda gli alimentari e le altre attività come pizza al taglio e così via, le altre attività artigianali si chiamano, limitarle alle ore 23. Troppo facile presentarsi dalla polizia il giorno dopo con l'avvocato. Quell'uomo doveva fermarsi a soccorrerci. Parla dall'ospedale una dei giovani investiti da un'auto pirata sabato notte a Treviso. L'auto rimane sotto sequestro. La procura deve ancora assegnare il caso ad un PM e quindi aprire un fascicolo. Adesso non avrei parole da dirgli. Non provo pietà. Mi fa pena. Cioè, lui dice che è preoccupato per noi, sinceramente neanche li credo. Dal letto del reparto di ortopedia del Cafoncello, dove è ricoverata con la gamba fratturata, la caviglia da ricostruire, Maruska Carrettin, 25 anni, di Silea, una dei 3 giovani investiti l'altra notte a Fiera, parla del conducente di quell'auto bianca che è piombata sul gruppetto mentre attraversava via Callalta e di quegli istanti in cui lei, il fidanzato e la coppia di amici con cui erano andati a vedere i fuochi alle fiere di San Luca hanno rischiato di morire. Questa macchina che ha sferzata, non si è fermata né niente, ha perso pezzi per strada perché si sentiva sull'asfalto il rumore della plastica e comunque non correva tanto piano perché sulla mia gamba hanno trovato frammenti di auto, quindi non correva a 50 all'ora. Il conducente della 500L, un 40enne di Povegliano, si è costituito il giorno dopo alla polizia locale per evitare l'arresto. Troppo facile così. Cioè, già che si è presentato con l'avvocato sa già di avere la coscienza sporca, perché comunque ha 3 persone sulla coscienza, non una. Ed è troppo facile presentarsi il giorno dopo. Ok, puoi essere sotto shock, ti fermi, respiri e ci aiuti, no scappare. Maruska ha una prognosi di 30 giorni, il quadro più complesso è quello dell'amico Filippo, 20 anni, con fratture multiple al bacino e agli arti, ma cosa non scontata, sono tutti vivi. Ci riteniamo miracolati che siamo ancora qui. È il momento di fermarci adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco.
Rieccoci in diretta con l'annuncio di Zahra Ahmadi, l'attivista e imprenditrice afghana fuggita a Venezia da Kabul ad agosto grazie all'aiuto del fratello. La giovane ha detto: assieme ad alcuni amici abbiamo lanciato un progetto che si chiama Afghanistan 2030 dedicato ai leader del futuro. Lo ha detto intervenendo al Social Enterprise Camp nell'isola di San Servolo a Venezia. Una parte del progetto si concentra sulle donne che sono dovute fuggire, continua Zahra. Vorremmo aiutarle come primo passo di accoglienza nella società utilizzando il cibo come strumento per scambiare conoscenze. Nel progetto c'è anche una seconda componente importante per me, ha aggiunto la ragazza, l'istruzione. Stiamo pensando a diversi livelli di istruzione online per tutte le persone che sono dovute fuggire. Siamo in chiusura, prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento questa sera a partire dalle 21:15 in diretta su Antenna 3 con una nuova puntata di Ring. Ospiti Stefano Puzzer, uno dei protagonisti delle manifestazioni di Trieste e leader del coordinamento 15 ottobre. Poi Giacomo Possamai del Partito Democratico, Marco Bonet del Corriere del Veneto e ancora Raffaele Speranzoni di Fratelli d'Italia e Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto. È davvero tutto, vi lascio come sempre alle previsioni meteo, grazie per averci seguito e buona serata. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Benvenuti al meteo. Italia spaccata in due, al sud e su buona parte del centro insiste un ciclone, mentre al nord l'alta pressione garantisce bel tempo. Vediamo il dettaglio di martedì 26 ottobre. Sul Veneto al mattino tempo in prevalenza soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso sui settori montani e su quelli occidentali della pianura. Sulle zone più orientali invece qualche addensamento in più, in seguito nuvolosità in diminuzione. Temperature stazionarie molto gradevoli, minime tra 4 e 10 gradi, massime comprese invece tra i 14 e i 17 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, anche qui stessa situazione, lo vediamo, molte nubi con cielo anche coperto in mattinata, soleggiato invece dal pomeriggio. Temperature minime tra 7 e 12 gradi, massime sui 15-17 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento ovunque, salvo per qualche addensamento sui settori più settentrionali della regione, ma del tutto innocuo. Temperature minime intorno ai 3-5 gradi, massime sui 17-18 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.